Faccia una cortesia, gli pigliasse una bottiglia sempre che uno sa per lei. Ma che faccio? L'hai finita? L'hai finita? Maleducato, lo vuoi spegnere questo cellulare mentre siamo a tavola, per favore? No, ma... Cameriere! Maître! Ti prego, maître! Maître! Caso. Sì, per favore, Insomma, se non c'è niente di quello che c'è cosa scritto ci su consiglia? ci consigli lei, Scusi, almeno! è stato nella cucina, dopo cocco, è stata a fare telefonata anonima, scusi. No, non credo, vabbè. Allora, È stato in cucina a parlare col cuoco, E no? che cosa c'è? Allora, come primo piatto vi possiamo portare un bello piatto di penne alle notti in bianco. E come sono fatte? Sì. Chi sto non lo saputo? Ah, è un segreto del cuoco? Non lo sapo manco io come c'era nessuno. L'unica cosa che possiamo garantire è che con una razione richiesta tutta andata passata in bianco. In bianco? Sì, non nel senso che si senta male, di eccitamento, che chi so io. No, vorremmo qualcosa di più leggero, ecco. Ah, e allora ci posso consigliare una razione di legumi del Mavaro. E perché si chiamano così? Perché per sapere come si fate ci vuole un Mavaro, perché non si capisce. No, leggero. più leggero. Una cosa più leggero? Ci posso dare un bello brodo di pollo all'inglese. Ecco, già, è interessante. Ci piace? Ti prego, sì. Vediamo com'è? come- Ma E come è fatto? ci dica. State parlando con me, eh? Sì. Sì. Guardi, è facile. Si piglia una cazzalora. Come? Una cazzalora. Sarebbe? Sarebbe praticamente pignata, detta volgarmente pignata, che quando uno dice a pignata, la riempie di acqua, non fino all'ollo, Fino? cioè non china fino all'ollo, che poi si butta di fuori. No. Quando 2 dita più sotto dell'ollo, No, la mette sopra il fuoco, Sì. quando Ida sta spaccando in quel momento preciso piglia quanto un mezzo pugno di sale, ce lo butta, ci dà una remenata, nel frattempo piglia una coscia di pollo, non ha importanza, nuova, usata, Ma non ha no, che può importanza. dire l'importanza? Gallina vecchia fa buon brodo. Da parte dell'osso da coscia ci attacca un spago, con un spacco uglio che c'è bisogno di piglia ciucala. 2 minuti a modo, 2 minuti fuori. 2 minuti a modo, 2 minuti fuori. Dopo un quarto d'ora ci viene un brodo fatto all'inglese come te. Una cosa leggera. No, grazie. Sicuro? Sicuro. Alfio, 2 razioni di pollo all'inglese! No! Ma avevamo detto no. No, stia tranquillo, si vedasse come viene leggero. Vabbè, ci stai pigliando ti subito. prego, cara, stai calmo. No, ti prego, Guarda, ti io non prego. ce la faccio più! Ma non ce la vabbè, faccio è più. particolare. Ma che è uno schifo, guarda che schifo, Ma gli occhi non- sporchi! Io non ce la faccio più! Ma dove schifo mi hai portato? Guarda, veramente, Ti è prego, un'indecenza! no, lui- È un'indecenza! è particolare, Io mi sono lui, ma- vigilata, mi sono tutta sistemata! Mi hai fatto arrivare fino a qua! È una schifezza, La prego, siamo pronti, vero? Ma caro Lugna, Sallecco. Sì, vediamo una mano? Sì, vediamo una mano, ecco, cara. sì. Ecco qua. Originali all'inglese. Sì, grazie. E perché è roba nuova, signora Rosa. È blu. È blu. Pollo nobile, sangue blu. Ma è sicuro che è buono? Che fa? Sta scherzando lei? Cavolo, tutto bene a mangiare assieme. Sì, grazie. Basta così, grazie! Basta! Sì. Basta. Abbonata. No, Signora, su Va mucazzo. bene così. Va bene così, grazie. Che stava rubando? Un brodo stava rubando. No! Che cos'è questa schifezza nel brodo? Brodo di pollo all'inglese. La prego! Che c'è? Ah! Chianza pot... Che cos'è? Che schifo è! Sì, non stai capendo, sai? Il nome locale, mai sta cosa il nome locale. Alfio! O trovai un parrucchino! Lo cercare chiui! Lo trovai. 3 giorni poi cercavo.
3 giorni che cercavo. Via, via, via. Disgraziato! Ogni volta che stranuto ci scoppo lo parrucchino, no? E così. La prego, porti via Via, tutto. via, cambi i piatti! Ci cangio subito. E che siamo a questo, siamo. Via, via, via. Aspetta, ecco così. Guarda. Ma no! Ma che fa? Porti via! Ma fa Porti schifo! via! Ma che ci fa schifo? Sì, mi fa schifo. Ci fa schifo un parrucchino di altro. Eh, Che veramente avevo ragione, io non andate stai a di crocchio. Che guardate, schifo! Porti via, su! Porto via. cambi questi Cambi. piatti, via! Ce le cambio subito, eh? Io mi Oh, sto ti prego, sentendo su. male. No, no, Ce li ti cambi prego. che siamo sentendo male. esperienza. Ti così. prego. No, ti prego, stai calma. Ce stai li sto cambiando. Sì, sì, grazie. No. Ce li cambia, Ecco qua. dico ce li cambia. Queste i pigliai dall'altra pignata direttamente. Grazie. Sicuro di averli cambiati? Ma che fa scherzi, il buon nome del locale, uno io, un tavolo. No, ce li ricambi di nuovo, guardi. Ce li Un'altra ricambi volta di vuole nuovo. cangiate, un'altra Sì, volta. mi sembra No, è per sicuro, così. Ma no, è la signora che si impressiona, che non c'è bisogno. Ti prego. No, ma è una. Ma è perché è caratteristico. È caratteristico, Ti ma ricordi che quando schifo siamo mi andati alla portate? parolaccia? È la stessa cosa. Ecco qua, ci pare che facciamo come l'altro locale che ci portano sempre lo stesso piatto. No, no. Ecco, signore. No, no, guardi, facciamo una cosa, basta No, più, no, basta sì, più, non vogliamo più. Ma ci metto un documento, ci metto per un documento. Sì, sì, io metto il punto. Me l'hai però basta. portato 3 Va volte. bene. Cos'altro? Non Allora, lo mi so. dassi che accomodo altri clienti. Che cosa c'è come secondo? Come secondo, guardi, ci potrei consigliare un bello coniglio. Coniglio. Ah, ecco. Ci piace Sì, coniglio? Sì, ma fatto come? Fatto come? Al sugo. Al sugo. Per darci un sapore qua facciamo un sugo noi altri, ma veramente un sugone che è una grande specialità. Un sugo munduato. Vabbè. Sì, va bene, va bene. Lo posso prendere? Sì, sì, vada. Sì, vada. Alfio! Io mi sto 2 conigli al sugo per i signori! sentendo la mangio più. Che? Metro! Mentre 70 sono già fermi. Sì, sì, va bene. Scusi, ci è sembrato di sentire un gatto. Sì, vero. E allora? No, dico, il coniglio, il gatto, non... Scusa, ma lei che sta pensando che io ci dassi un gatto a posto del coniglio? Ma che fa, sto scherzando lei? Ma io ha detto che c'è un gatto in cucina! Sì, un Che gatto. ci fa? E perché pare i suggi? Cosa c'è la cucina? Come topi? Abbiamo certo suggi da banana da sta Ma portata. che schifo, ma... Cammaledo, anzi è in difficoltà. Alfio, dacci una mano tu a due gatto che ne può ammazzare tutti i povera Dove la bestia. cucina è infestata dai topi! Investato, non esageriamo, saranno 12, 14, una cosa chissà. Un paio di famiglie sono, no? Ma lei stia tranquillo, stia tranquillo. Alfio, a te povera bestia dacci una mano. Povera bestia aiata, no tu bestia e basta. Ma tu se viene quello dell'ufficio igiene fa chiudere il locale. Perché non mi ne chiudo l'ufficio igiene? Ah, sì? Fai vino la settimana scorsa. E allora? Una persona di una sensibilità. Eh? Trasivano da cucina, adesso sconcertava e ne uscivo che in cena dopo 2 minuti. Ma a vomitare, guardi, venga, ci faccio vedere uno vomitava, ancora là, non è Ma là. come? È ancora là! E certo, scusa, c'ho la secchina dell'ufficio igiene, io come faccio levo. Ma guardi che schifo, ma per favore. Ma venisse che ci faccio Ma vedere. la smetta, per favore, non andiamo da nessuna parte. Ci porti qualcos'altro, guardi. Ci porti qualcosa, un'insalata, qualcosa, un contorno. Un'insalata. A me, guardi, sì, sì. Un'insalata di cetriola, vuole? Ma come si permette? Senza Abbiamo mi- certi cetrioli da banana. Ma vuole finire con questi doppi sensi? Ma quale doppio senso? Il cetriolo ci vuole un'insalata o no? Senta, No. porti questa insalata, prima finiamo, prima ce ne andiamo, la prego. Ce la piglio subito. Io- Alfio, una ti razione prego, di insalata! Ti prego, lascia stare. Ci mangiamo questa cosa, ce ne andiamo. Ormai, non la Ma posso... solo vedi il parrucchino, i doppi in cucina. Che schifo. Oh, va Io mi bene, sto va bene, sentendo dai, male. dai, su, Ecco su, qua, su, signore. ti prego. Ecco qua. Momento! L'insalata è lavata, spero? Perché si lava? Ma come si... Alfio, insalata lavasti! Se non risponde vuol dire che sì. Taccio tuo assenso. Momento! Visto i precedenti, che cosa c'è in questa insalata? Come che cosa c'è? Dunque, cosa c'è? Questo è il radicchio. Questa è lattuga. Ma che sta facendo? Questa è chitarrizza. Questo è incerotto usato. Questo è capito? Cioè, 2 buttoni ci sono, è disgraziato che poi cerchi i buttoni. Ma- E basta. E sa può mangiare. Ti prego, altri, guardi, il suo comportamento è veramente inqualificabile. Prendi la cosa, noi ce ne andiamo, guardi, No, è guarda, incredibile. veramente, è uno schifo, è un'indecenza. Portami da qualche altra parte, Sì, guarda. guardi, andiamo. Andiamo. Ma guarda che io sono il proprietario del locale. Ecco, Non a te lo maggior metto. ragione ce ne andiamo. Fa tutto schifo qui. Lei è un cafone! Buttare. Avrà notizie dei miei avvocati. Avrà notizie da me senza. Andiamo? Prego, bravo. Andiamo via. Arrivederci e grazie, addio. Andiamo via, andiamo via. Arrivederci. Ti prego,
Aspetta che mi vibra il cellulare. Che? Pronto? Pronto? Sì. Siamo dalla polizia. Mi dica. Io sono il brigadiere... Faccia lei, non ha importanza. Mi Ci dica. risulta che lei ha ricevuto delle telefonate anonime ultimamente di un pazzo maniaco. che non so Sì, che sì, c'era sì, da guardi, telefono. poco fa mi ha telefonato uno, mi ha pure insultato, chiedendomi che se sono un commerciante di vini. Sì, sì, E e che mi ha cosa chiesto... voleva? mi chiedeva se aveva una bottiglia di Gran Bordelaine, eccetera, Ha eccetera. visto che siamo della polizia, che c'è Sì, venuto sì, dei però tatuaggi? sa che cosa mi ha detto? Che cosa? Se la ficchi dove sa lei, questo porco. Ah, così ci ha detto. Sì, Ha sì. visto? E quanto tempo fa? Un'ora fa. E allora ora sa può nascere che è a temperatura ambiente. Ma guardi che classe che ha sua moglie, Messie Valentino! Ma che sei una chiri? Sì! Siccome ho visto che... Sì, ma... Sua moglie è una gran burlona, Messie Valentino! Già, infatti. Ma come ha detto che si chiama, signora? Ho dimenticato le pizze. Non mi ha detto il suo nome, signora? Già. Ecco come mi chiama... ci sei tu perché uno non ci posso parlare. Ma cosa c'è? Si chiama Zaira, Zaira. Bene. Sì. Cosa fai? Non lo so, spagnola che... Ma che aspettiamo? Vai di là, cara. Iniziamo la cena, portaci subito il brodino. Ah, il consomé! Già, il consomè. No, troppo. Cosa? Cioè, prima lo mangi e poi lo consomè, diciamo. Ma cosa hai capito? Consomè, il brodino in francese. il no? brodo! Ah, allora io vado di là, vado a preparare il bruero. Signora, mi permetta di farle i complimenti, lei è una gran simpaticona! Calazzipa, No, 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 per favore. Io mi arricchio presto. Sì, grazie, cara. Cos'è, cos'è? Che tipino che è sua moglie, Messie Valentino! Un gran bel tipino sua moglie, Messie Non Valentino! mi annoio mai, capo. Comunque io sono qui per comunicarle che lei andrà al terzo piano. Quindi la promozione è sicura. Ma certamente che avrà la sua promozione. Mua. Onestamente però, capo, me la meritavo. Certamente è stato raccomandato dalla Rosa. Si grazie. figuri se non la promuovevo. Grazie, Ma mi grazie. dica piuttosto... Rodo, maggi, meglio che ne mangi. Stia attento che abbreuscia. Brucia, brucia. brucia, il brodo è Sì, caldo. perché c'ho tutti i pipistrelli di... I polpastrelli. Sparisci, per cortesia. Non posso parlare. Messie Valentino, sua moglie ha i pipistrelli. No, vede, mia moglie ha un modo strano di parlare perché non è del posto. Ah, e di dov'è che è sua moglie? Di dov'è? Bagheria. Bagheria, Romania, Ungheria, Bulgaria, Bagheria. Infatti è straniera, paesi dell'est. Vedevo questa sua villosità tipica dei paesi dell'est. Ma che tipica, guardi, era l'unica al suo paese. Ah sì, eppure pensavo che sua moglie potesse essere pelinesiana. Come? Pelinesiana? Polinesiana. Ma non finisce polinesiana. E con tutti quei peli? Oh! Ci ho fatto una battuta, Messie Ma che Valentino. spiritosa anche lei, capo! Mi stava dicendo piuttosto cosa ha preparato sua moglie? Guardi, in suo onore un piatto eccezionale. Mi dica. Anitra all'arancia. È il mio piatto preferito l'anitra E all'arancia. modestamente io lo sapevo. Si è informato con la rosa. Infatti. Lei farà carriera, lei è un gran ruffianone, Messie Valentino. Basta. Cicoci. Basta. Basta! Oh, mi fate filmare io! Fermo! Ma lei mi aveva scantato, ma che c'è? Vai a sedere, vai a sedere. Non lo so, schillare. Ecco qua. Sta settato perché con sto calecchista fare un pistone. Come guido. E allora buon appetito. Buon appetito, è meglio iniziare a Buon cena. appetito. Buon appetito, signora. Io già ho riso. Buon appetito. Buon appetito. Lui te essere io. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Non lo so. No, ti prego. Ah, che bello, veramente. No, ti prego. Ascolti, Messie Valentino, sua che moglie è musicale. Mia moglie è fin troppo musicale, cari. Io non so quando faccio certi rotti, proprio I veramente. rotti, ma cosa sono i rotti, Messie Per Valentino? favore, Però capo. ormai si è rifrellato, io me lo prendo. Oh. Ma sì, signora, stasera freghiamocene del Galateo. Perché deve venire pure Galateo? No. Lui non ce n'è picca. Ma che c'è? Facciamo un brindisi alla promozione di suo marito. Gliela dà? Sì. Certamente. Se lo viva, se lo viva. Se no viva. Ah,
Très bon. Che? Très bon. Volavo c'è buono. No, tre bonne, ha gradito, ha capito? Gli è piaciuto. Lei è un cinghiale, lei però, veramente. Un cinghiale. Un cinghiale non Mi capisco. scusi, capo. Cara, perdono. Che significa adesso che è un cinghiale? Gliel'ho detto in italiano, gliel'ho detto. Vabbè, come sarebbe a dire? Un po' cookie scaglione. Mi ha fatto un complimento nella sua lingua madre, Ah, ecco. merci signora, je suis beaucoup content. E je suis Caterina Nave. Sì, io Romina Power. Dai, avanti. Passiamo al secondo, cara, dai. L'anitra alla lancia. Signora, mi permetta di essere cafone, io vado matto per l'anitra. Se è possibile una pozione abbondante per me. Non si preoccupa, su cadozzo più grosso. Ti Dalle nostre parti, il cadosso è la parte più grossa dell'anitra, ce la mangiamo Addirittura? tutta. Sì, perché noi abbiamo anitra e fanno struzzi proprio Per belle. l'occasione. Molto grosse! Tanto stasera non resta niente, signora. Può picchiucci diciamo. Proprio perché... Essendo così gustosa ce la mangiamo, neanche il piatto lasciamo sul tavolo. Ma sì, Messer Valentino. Rilassati, cara. Lascia. Ma chi c'ha te ne vuoi? No. Ma sua moglie forse... Sarà sicuramente gustosa, non ti No, preoccupare. è che ci tenevo, all'anitra, ora per forza l'anitra doveva mangiare. Ormai l'abbiamo scannata, ce la No, mangiamo. non la dire, perché io ci parlavo con l'anitra, ci parlavo. Come ci parlavi? Che stai dicendo? Parlavi con l'anitra. Sì, stava sempre in casa, io ci parlavo e Tu parlavi con l'anitra. ecco qua mi ha parlato, tu eri a casa. No. Ecco qua con l'anitra. Con l'anitra. E lei mi rispondeva. L'anitra... L'anitra mi rispondeva, mi guardava così. E poi mi rispondeva. Mi teneva così. E poi mi rispondeva. Ma fammi un esempio, scusa. Che so, io ti dicevo, la cercavo, non la trovavo, ci dicevo, ma dove sei? Dove sei? E lei mi diceva, qua. L'anitra mi diceva, ma qua. Ora lei, Ma sua moglie è un po' stranina però, Messer Valentino. Prendi l'anitra, cara. No. Ma a parte che comunque l'anitra fa sempre qua qua. E vabbè, ma questa la facciamo con la C. no, ma perché così si può Ma cosa succede? No! Ma che succede? No! No! No, uffici. No, fallo. No! Ma Cara, ho capito tutto. Non dimmi che il cane si è mangiato l'anitra alla lancia. No, si butta senza chi patate, se vuoi. I nomi dei letterati e dei poeti scompaiono dalle targhe stradali perché dice che le targhe si devono adeguare ai tempi. Questo che cosa vuol dire? Che presto Piazza Santa Maria Goretti si chiamerà Piazza Cicciolina? Ecco, la lettera non si usa più perché è stata sostituita dalla telefonata. Se il 1700 e il 1800 ci hanno dato dei romanzi in forma epistolare, è molto improbabile che un nuovo Ugo Foscolo scriva in futuro le ultime telefonate di Jacopo Ortis, ma neanche le penultime. Vi faccio un esempio di come abbiamo perso la storia. Galileo Galilei disse 3 parole, eppur si muove. Con quelle 3 parole mandò l'uomo sulla Luna. Se oggi dovesse tornare a vivere Galileo Galilei, per essere preso in considerazione dall'uomo di oggi, che parla ma non dice nulla, per dire eppur si muove, dovrebbe dire più o meno così, attenzione. Nonostante il parere dei centri di potere aristotelici che privilegiano il sistema tolemaico, la mia strategia dell'attenzione, impegnata a verificare un nuovo modello di sviluppo del contesto cosmico, non può non affermare che il nostro pianeta, nonostante le carenti infrastrutture, gira su se stesso. Che ho detto? Dai, che ho detto? Niente! Guardate, la virgola, che è molto importante perché dà senso e pausa al del discorso, non si usa più ed è pericoloso. Per esempio io sul giornale ho letto, senza virgola, orologio a sole 20.000 lire. Io ho spedito le 20.000 lire ed effettivamente mi è arrivato un orologio, ma a sole. Cioè un bastone che si pianta per terra e a seconda dell'ombra che fa tu sai che ora è. Attenzione, vedi che la nostra storia non c'è più.
Perché noi amiamo riportarla sulla scena, la storia antica? Perché la nostra cultura non è neanche più sui libri, si è trasferita dai libri, si è trasferita sui fascicoli settimanali. Ora noi, grazie ai fascicoli settimanali, oggi possiamo sapere un po' di tutto, ma talmente poco che praticamente equivale a niente. Per esempio, grazie ai fascicoli settimanali possiamo sapere niente dell'Egitto, che so io, niente della cucina, niente della pesca subacquea, niente della biologia. Io, per esempio, ho cominciato a collezionare e a leggere l'enciclopedia medica a fascicoli. Dico, sai, con i tempi che corrono può servire, no? E invece, da quando ho cominciato a collezionare e a leggere l'enciclopedia medica a fascicoli, invece di farmi una cultura medica mi è successa tutta un'altra cosa. Perché io mi sono convinto di avere tutti i sintomi di tutte le malattie. Solo che mi sono venute in ordine alfabetico. Col primo numero ho saputo di avere l'anoressia, l'aritmia, l'asma, l'astenia. Per farmi venire le zecche ho dovuto aspettare l'ultimo fascicolo, va bene? Però ce l'ho fatta. Vedi? Lasciatemi dire. La nostra lingua non c'è più. Abbiamo pensato di ambientare Anfitrione, i ragusani lo faranno bene, ma anche te, in dialetto siciliano. Cioè il dialetto è il recupero della nostra storia, perché in dialetto si può dire, e in siciliano e in italiano perché dobbiamo anche esportarla, ma in dialetto si può dire quello che magari la nostra lingua non dice, anche perché la nostra lingua non è più tale. Come dire... Oggi questo significa che noi non viviamo una realtà reale, noi viviamo una realtà virtuale. Lo devo spiegare con la lingua. Vi faccio un esempio. Attenzione, fateci caso con il mondo di oggi. Oggi i bidelli delle scuole, per esempio, non si fanno più chiamare bidelli, ma si fanno chiamare personale non docente. Cioè tu vedi che non si indica più una persona per ciò che è, ma per ciò che non è. E io come la capisco la realtà? È pirandelliano il dilemma. Questa ondata di eufemismo ha promosso gli spazzini operatori ecologici. E gli accalappiacani, pensa tu, adesso si chiamano operatori professionali di igiene veterinaria. Aspetta un attimo, fammi dire. Sai che succederà? Che tra non molto i sagrestani si faranno chiamare parapreti, i pastori agenti di custodia di greggi in transito, perché è più elegante, capito? Finisco il discorso. Hai capito? I ferrovieri trasportatori di umanità di prima e di seconda classe, le suore degli ospedali personale non medico e i malati personale non defunto. O almeno non ancora, ma la strada che vogliono farci prendere è questa. Soltanto l'arbitro di calcio non beneficia di questo eufemismo. Non c'è mai un tifoso che gli gridi dagli spalti figlio di un'operatrice sessuale. In conclusione, Salvo, preparati, vieni a salvarmi. Un attimo, racconto ancora questa ultima ottica. In conclusione, a noi ci vogliono far pagare un conto che non spetta a noi. Ci hanno tolto la nostra storia e io in Sicilia la ritrovo. La ritrovo con Anfitrione, sono orgoglioso di questa partenza. Ma non solo ci hanno tolto la storia, ma ci hanno tolto pure, come dire, la storia economica. Perché noi viviamo un momento economico molto difficile. Ma voglio spiegarlo in un altro modo. Perché noi umoristi sappiamo parlare solo, come dire, per eufemismi in qualche modo, per sintesi. Su un ristorante c'era scritto: entrate, mangiate quello che volete, pagheranno i vostri nipoti fra 50 anni. Tanto che un signore è entrato, ha mangiato tutto quello che ha creduto opportuno mangiare, ma al momento di uscire si è presentato un cameriere che gli ha detto: signore, il conto. Dice: scusi, ma come sarebbe? C'è scritto che pagheranno i nostri nipoti fra 50 anni. Dice: questo è il conto che ha lasciato suo nonno 50 anni fa. Come sogni? Mi sembra bello teso. Esatto. Bello teso, Allora il insomma. maschio si avvicina alla femmina e ci fa: c'è permesso, posso entrare? Sono venuta a salutare. Ecco, questa è una forma educata di presentazione. E la signora
che cosa risponde? Va assaggiare se caccia la conso, proprio così. E questo che cos'è? Un termine scientifico? Esatto, Ecco, a questo è un questo termine punto il scientifico. maschio si dà una timpolata in testa. Una? Timpolata qua. Timpolata, vi spiego Per timpolata qua, timpolata qua. E dici, porca miseria che mi scordava via chi non ha bagno. In quel momento. In quel momento. In quel momento si è dimenticato. Che doveva andare in un po'. E nell'indecisione comincia a fare. Comincia. Ma che fa? Staio o me ne vaio? Staio o me ne vaio? Staio o me ne vaio? In questa indecisione si ricorda dove doveva andare. Ah, ecco, il maschio si ricorda Dove doveva andare? E dove doveva andare? In banca. In banca? Sì. E che doveva fare in banca? Il versamento. Delle cambiali? No, Degli assegni? no, liquidi. Liquidi, versamento di liquidi. Versamento di liquidi. Ecco! Liquidi. Ed è a questo punto che dal bracciolo del maschio Attenzione. escono qualche cosa come 950.000 armaluzzi nichi con una corrida che vanno facendo libero, sono libero. Ecco, attenzione. Questi armaluzzi Come si chiama scientificamente? si chiamano strapatapatozoi. Qual è la funzione dello strapatapatozoo? Qual è? È quella di girare insieme ai mormoni. Ai mormoni. Perché sono protestanti. No, hanno a fare un suo travaglio senza parlare. Senza protestare. Senza protestare. Esattamente. E questi mormoni insieme agli strapatapatozoi si mettono a girare nell'uvaro della femmina. Nell'uvaro perché è un pesce. Cretino. Quindi Cretino, l'uvaro è la tastiera della femmina, cretino. Cretino ci sei tu perché si chiama utero. Comunque è la tastiera della femmina. No, è l'organo. Organo tastiera sono sempre, per cui lascia stare, non sottolinearsi in queste catenacce. A questo punto che cosa succede? I strapatapatozoi si mettono tutti in fila. In fila. E partono a cafuddare testate verso l'uovo della femmina. L'uovo, perché in questo caso stiamo facendo l'esempio con una gallina, no? Cretino, le femmine c'hanno l'uovo, cretino. Le femmine hanno le ovaie. Comunque è stabilito che la donna non deve mai fare il bidet con l'acqua calda, mai. Perché? Perché diventano le ovaie sode ed è pericoloso. Le ovaie E sono. state attenti, neanche tiepida. No? Perché l'acqua quando è tiepida diventa sciuruso. L'uovo diventa sciuruso. Scusate, io non conosco alcuni termini scientifici. Per ciuruso cosa intendiamo? Alla cocos. Alla cocos. Alla Vabbè. cocos. Allora, questi armaluzzi si mettono tutti in fila. Parte il primo e va verso l'uovo. Ci cafutta una tixata. Pum! Mica è duro, frate, faccio tu. Parte il secondo armaluzzo, via. Pum! Ma vero roro, ecco. Parte il terzo un po' più malanzino, ci va. Oggi ci provo io un minuto, va. Perché ci sei va? così? Perché è malanzino, ci va. Ma vero roro, Arriva il quarto così. Posso provare io? Non hai dire, tu non fai niente. 949.999 armaluzzi a cafuddare testate in quell'uovo senza romperlo. Lo. Lo. Scusami, tu poco fa hai detto che questi armaluzzi che si chiamano Strapatapatozoi. sono 950.000. Esatto. Ora tu hai detto che a dare testate nell'ovulo Sì. sono 949.999. Esatto. Canne manca uno. Lo so, Chi è questo? il più scarto di tutti. E perché? Perché questo ci fa i suoi fratelli, rompitevi i coin. Vai. Dopo che i fratelli si hanno romputo le corna, arriva lui, dà una testata dell'uovo, apre l'uovo, infila dentro l'uovo, chiude le porte, un tasecchio non. E guardate che è vero, È è vero. vero, anche a casa, guardate che è vero, perché lui entra per primo e feconda. No, è il primo e l'ultimo, è sbagliato. Sì, lo so, lui entra per primo e feconda. È il primo e l'ultimo, se è il primo non può essere il fecondo, per cui non diciamo questa lì. È il primo, il fecondo è il fecondo, e non può entrare. Io, una caiale in mia piazza, Ma tu l'hai detto il fecondo? ma non il secondo, feconda, perché nella pancia della signora si comincia a formare piano piano, settimana dopo settimana, il feto. De morire. Non si ci può stare là.
Questo feto rimarrà chiuso qua dentro. Dentro la pancia della signora. Senza mai uscire per 9 mesi. Appena esce c'è, scappa! Manco tutto il condominio se ne va. E il padre? E il bambino? Il padre, no, è il padre che deve parlare col bambino nella pancia della madre. Sì, perché il bambino già conosce la voce del padre. Conosce, ci deve dire: questa è la voce di tuo padre. E il bambino lo sente. E il padre ce lo deve ripetere, ci deve dire: questa è la voce di tuo padre. Capito? Ah, sì. E magari un piccino ci risponde. Ha capitato che Piccino ha detto: io sono quinto che mi sa la stessa fessaria e sei nato. E ti dico che è capitato. Vattene via! Vattene! Vediamo come ci si organizza per andare in discoteca. La telefonata arriva fra gli amici a mezzanotte. Mai prima mia madre dice: ma non vi potete mettere d'accordo un poco prima, chissà, no? No mamma, perché prima si è troppo svegli. Va bene. Pronto? Pronto, ciao Maglio, su Gnuleu. Che faccio? Vieni alla discoteca? Ma quale discoteca? È mezzanotte, me ne stavo andando a dormire. Ma quale a dormire, Maglio? Vieni con me che io stasera c'ho una carica. Senti, l'altra volta c'era un esercito di gente, stavolta quanti siamo? Una comitiva di pochi? Maglio, pochi, siamo pochissimi, un gruppo riciccato. Quanti pochi? 50. 50? Le macchine? 2. Per convincermi ad andare in discoteca, mi dice che la discoteca è piena di ragazze che stanno aspettando soltanto me e lui. E comincia la breverista. Maglio, c'è bene per forza? Perché? Perché ci sta a bruna, a bionda, a rossa, americana, inglese, a slava, a ceca, a sodda, a zoppa, a muta, a polacca, Olga Katashkopa. Come sta polacca, come si chiama? Olga Katashkopa. Poi Maglio, so bene una ragazza cinese, una ragazza madre cinese che su ti piglia. Una ragazza madre cinese, e come si chiama? Sono uscita incinta poco fa. Ma poi come fai a capire se una ragazza con te ci sta in discoteca? Mio padre mi raccontava, c'erano le donne che aspettavano, facciamo un balzo nel passato, che aspettavano il corteggiatore, le donne che aspettavano, vedremo che viene stasera. C'era la musica di allora, si avvicinava l'uomo, oggi tutto l'uomo, vedete Costantino, tutta la palestra. Invece prima l'uomo era l'uomo de panza. Perché si diceva de panza? Prima spuntava panza e poi arrivava Idro. Capisci? Si muoveva verso la donna, lei lo notava, lui che no, non è che si può vedere subito che ci sto provando, si avvicinava con un nonchalance, come dicono i francesi, rien ne va plus, con piede a terra, perché il terra che sono piede a terra, con un nonchalance, si avvicinava alla donna, bravo, come dicono i francesi, ma anche i turchi lo dicono, nonchalant, no. Buonasera signorina. La signorina dice: buonasera. Va bene così, maestro, perché adesso che è molto gentile. Buonasera. Che permette un ballo, signorina? Se lei si rifiutava, lui se la avvinghiava subito. Cominciava a stringerla. Lei non se ne accorgeva neanche. Lei si trovava tra le braccia dell'uomo che ci provava subito, anzi ci piovrava, perché era una piovra, perché prima, signori, l'uomo era uomo. No come oggi che se tu dici: scusate, c'è un uomo? Eccolo!